Siamo nella chiesa di Santa Lucella ai Librai, esattamente vicino a quella che è una delle strade più famose di Napoli, Spacca Napoli, via San Biagio dei Librai. Questa chiesa ha una fondazione medievale, risale al 1327 e sin da subito il suo fondatore Bartolomeo di Capua la vuole dedicare proprio a Santa Lucia. La chiama Lucella, così è ricordata nelle fonti, perché la struttura effettivamente è molto piccolina. Poi subisce nel corso dei secoli un ingrandimento dovuto soprattutto all'arrivo qui della corporazione dei Pipernieri, che sceglie questo luogo come propria sede. Cos'era questa corporazione? Loro lavoravano il piperno, questa pietra lavica meravigliosa che caratterizza tutta la nostra città. Avevano bisogno di un luogo di rappresentanza, non erano molto ricchi, quindi avevano bisogno di un luogo piccolino, e poi avevano bisogno della protezione di Santa Lucia, che è la santa per eccellenza per la protettrice della vista, perché spesso durante la lavorazione del piperno le schegge potevano danneggiare i loro occhi. Avevano una loro arciconfraternita dedicata all'Immacolata Concezione e ai santi Carlo Borromeo e San Gioacchino, e durante alcune celebrazioni religiose particolari indossavano degli abiti che prevedevano il cappuccio, un cappuccio indispensabile per due ragioni: perché non dovevano mostrare l'identità, perché si era confratelli, si era tutti uguali, e poi perché bisognava vergognarsi dei peccati che avevano commesso. Siamo nel cimitero, luogo di sepoltura dei membri della corporazione dei Pipernieri. Loro qui venivano sepolti all'interno di queste vasche che prendono il nome di terre sante. Prima però ne era prevista la scolatura. A Napoli infatti c'è un detto simpatico: pozza scolà, che tu possa scolare, e deriva proprio da questa pratica che si diffonde a partire dal 1656. I corpi in pratica venivano bucati nelle parti giuste del corpo per poter drenare e quindi essiccare più velocemente. Dopo la scolatura il corpo veniva sotterrato all'interno di queste terre e poi veniva riesumato per poter essere esposto all'interno di queste nicchie che vediamo lateralmente, no? Alle terre sante. E la loro esposizione diventava fondamentale perché i fedeli dovevano vedere con i loro occhi che cosa accadeva al corpo con la morte, e che grazie alle preghiere l'anima riusciva a lasciare il purgatorio per poter raggiungere il paradiso. Una volta diventato secco, il corpo, ovvero uno scheletro, veniva posto al di sotto dei nostri piedi, dove è custodito l'ossario, la fossa comune, mentre la famosa capuzzella, che è un modo simpatico che noi abbiamo di chiamare il nostro teschio, la nostra testa, veniva esposto lungo tutto il cornicione. E la loro presenza lì ha fatto sì che qui, a partire dalla seconda metà del 1700, si sviluppasse uno dei culti più importanti di Napoli, il culto delle anime pezzentelle, un rifrisco all'animo purgatorio. I teschi venivano adottati materialmente perché si curavano, si pulivano, e dal punto di vista spirituale, perché è grazie alle preghiere dei fedeli che quell'anima del teschio poteva finalmente raggiungere il paradiso. Qui c'è sempre un dare e avere reciproco, perché contemporaneamente il fedele stava chiedendo qualcosa in cambio, ovvero di poter ottenere una grazia di qualsiasi tipo, trovare un marito, un lavoro, guarire da una malattia, che è la cosa più importante, e qualora l'anima del teschio voleva aiutarti, ecco che bisognava poi ringraziarlo in qualche modo, e si donavano gli ex voto che troviamo lungo tutta la parete. Tutti i teschi venivano adottati, però poi a un certo punto la tradizione popolare inizia a ricordarsi esclusivamente di un teschio all'interno di questa chiesa, e del teschio con le orecchie che vediamo proprio qui nell'angolo. Sono davvero orecchie? Ci piacerebbe dirvi che la cartilagine è resistita al tempo, ma purtroppo non è così, ma quello che noi vediamo è comunque un distaccamento osseo della calotta cranica che normalmente tende a non verificarsi. Fatto sta che per i napoletani quelle diventano orecchie, un ponte di collegamento perfetto tra quello che è il mondo dei vivi e il mondo dei morti. E la cosa bella è che fino al 1980, quando sceglievano di adottare lui, gli sussurravano alle orecchie. E da quando l'associazione Respiriamo Arte ha aperto il sito, fortunatamente il culto un po' si è ripreso, non da un punto di vista materiale, perché i teschi non si possono più toccare, ma comunque gli lasciano un bigliettino per poterlo ringraziare o anche per poter fare qualche richiesta.